arrivas. Oh, cazzo Marco, te che lavora in tel catering, porca miseria, vara, che esagerazione, che servizio, sì, focazzetta e pizzetta. Ah, come fai a dirgli di no? No, spiegami, come fai a dirgli di no? Come? È il modo, non spot? Spuncio temo! Sì. Arriva. No, vabbè, come contesto ci sta. Abbiamo questa casa tipica, rurale, rupestre, il campo, bene o male, e la vecchia torre. E anche l'attaccapanni. L'attaccapanni e il camper del Marco. Attaccapanni tipico. Ah! Ciao Marco! Ci prendiamo avanti. E quindi adesso si può. Sì. Angolo culinario Le Puntine del Mondo. Non abbiamo voglia di fare da mangiare, no? C'è il vinello che comunque spinge nel mangiare qualcosa. Credo che l'aperitivo si è trasformato in una specie brunch. Proviamo sta roba che doveva andare nella pasta asciutta con i cracker. Se non ci piace la teniamo stasera per la pasta, insomma, ecco. E vedi, Fabio non vuole provare nuove esperienze, mentre Fabio, Marco non vuoi provare nuove esperienze? Marco sembra sempre positivo a riguardo. no, è buono, ci sta. Al posto dei cracker ci stavano meglio dei crostini o del pane, questo senza ombra di dubbio, però non ci abbiamo pensato e non abbiamo preso il pane, insomma, ecco. Sì, basta che sia l'indice, Fabio, giustamente. Altro formaggio. No, era per dire, no. No, vedi perché non posso fare una puntina da cracco? Perché dopo entri là, no? Ti propongono tutte queste nuove pietanze, queste nouvelle cuisine, no? In qualche modo. E sto qua e te parla di soppressa e formaio. Curati i discorsi sul tartufo. Ma era sto discorso del tartufo? Magari... Fabio, diglielo. Ti stavi esprimendo tu. Magari interessa anche tu. Il famoso tartufo bianco di Alba, che costa un sacco di soldi al quintale, al chilo. Al quintale. E poi c'è una forma un po' più economica, che è quello nero, che è nero, si chiama nero, tartufo nero, e che si trova in zona Berica, Umbria. No, nei berici non ce ne sono già pochi, ce ne sono, ma ce ne sono pochi che non possono soddisfare tutti i palati, ovviamente. Beh, che discorsi. La maggior parte arriva dall'Umbria. Scusa Italia, come prosegue Valdo di Adene, non posso fare tutti, però li fa lo stesso. Anche come peggio Cartizze. Perché Cartizze è uguale. Valdo di Adene quanto grande sei? Appunto. Capito Italia? Cos'è l'esperimento sociale? Che loro vogliono mettere la musica da gitana. Poi veda un attimo qua è reazione del people da Drio. Qui che abbiamo da Drio da qua. Eccola. Pare robe che ascoltavo in Temoscae là in Macedonia. È bello perché appena arrivati, no? Ci ha visto una signora che gli ha detto alla figlia chiudi la macchina. Porca troia signora. Da parte di Singano c'è questa sua pressione nei confronti di questa gente anziana e aperitivatica, no? Di andare a fare un giro che dopo va via il sole. Dai Nemo. Adesso è briglia 10:30 di mattina. Vabbè, ma è per apprezzare meglio, no? Il sole che è già sorto. C'è tutta una tecnica sotto, eh? Dammi un po' di luce per favore. Luce. Aspetta Italia, ho trovato la soluzione. Ragazzi, dai che ne beva l'amaro in quel baretto. Guardate in bocca. Questa è testimonianza di quanto corrono loro in bici, vedi? Filma per la parte di qua. Guarda la faccia. Guarda, pompa. Rubato o guido? No, bicicletta mia. Sì, dai, infatti, ho detto bicicletta buona, però... Ha terrorizzato la signora quando gli ha detto qua tutto tranquillo signora, no problema. La signora qui oggi... Vedere se motocarsi e te ne tiri, no? Is it something in the air tonight? Is there a full moon shining bright? Am I waiting on a fantasy? Will I ever get what's coming?
Guarda in che posti tipici li porto, porca miseria. Sì, vedi Italia, guarda che roba tipica, con tutte le reti tipiche, tutte le cose tipiche, no? Che puntina del mondo ti porta a far vedere robe tipiche, guarda, barchette tipiche, a laguna tipica. E qui, vedi, in questa parte qua, oggi purtroppo siamo sfortunati, ma di solito c'erano i fenicotteri rosa. Solitamente proprio nella fine, alla fine, diciamo, di questa specie, chiamiamolo laghetto, no? Lagunare. E magari camminando, perché c'è un tratto che si può camminare di qua, vedi dove stanno arrivando questi signori, con un buon teleobiettivo si riescono a fare veramente delle belle foto. Purtroppo niente, oggi niente, ma oggi niente in tutti i sensi, cioè non c'è proprio... C'è solo qualche gabbiano in lontananza, ma di solito qua c'erano falchetti di palude, c'erano cormorani, aironi, c'era di tutto, ma un po' smorto. Vabbè. Non si piglio sei una volta. Non si piglio sei una volta no, però è sempre piacevole come giro a fare qua a Rio Piccolo. Infatti puoi trovare molta gente perché tutti quelli del, tra virgolette, luogo, no, dei dintorni conoscono sta zona, no, giustamente, e quindi c'è una bella giornata piacevole da camminare, da fare in bicicletta, dicono cosa facciamo? Andiamo a Rio Piccolo, cioè vuoi un po' di natura, vuoi un po' di rilassamento, di bellezza così e vai a Rio Piccolo, insomma. Quindi quelli di Jesolo, Cavallino vengono qua, giustamente, insomma, e se vuoi venire qua a sentirti sminuire il tuo obiettivo fotografico avrai pane per i tuoi denti, insomma. Te sta gente qua con questi obiettivi di 50 metri, ma pieno dei posti tipici che vi porto, eh? Guarda che bel stoppo, guarda che roba, un stoppone di 3 metri, quindi non ti prendi in Montenegro facendo finta di essere in Montenegro. Ah, Fernet, come i vecchi? E ovvio che su quanti strafanti tipici, attento. Bello sto posto qua però. Vedi? Sì, pieno di strafanti tipici, robe tipiche. Ah, può fare una bella signorina, guarda, effetto figura. Sì. Un bel sorriso, Com'è? Chi? tipo alla tipo brasiliana. Molto buio però. Porca miseria. Beh no, ma se bello se... È tipico proprio per questo motivo. Sì, la giornata in Italia è un po' così, tieni conto che fra un po' anche inizierà a piovere, però ciò non toglie che il posto merita veramente. Noi adesso andiamo a provare a vedere se riusciamo a entrare a vedere i cavalli, ok, se non c'è troppo sterrato, se no proseguiamo per la stradina che costeggia la laguna. No, compate Marco! Ed amico anche hop, tutti gli intralci della fotografica. Tu. Hop là. Permesso. Tu c'è qua l'inpendenza, no, non te me caschi. Anche c'è ancora la bombola dell'altra volta, che bei ricordi, la bombola. Ah, che bello. Adesso, per fare belle foto e video qua ci voleva il Sigma. Niente, proviamo con la Pro all'interno, vediamo che succede. So io non cascare in acqua qua. No? Beh sì, stracciarlo, portare il tavolino alle sedie e fare l'aperitivo. Qua no? Cioè, guarda che posticino, guarda. Didi, no? Porta Fabio? Mica faccio il video a Fabio che porta? Sì, ah sì, ha ragione, c'è la carta igienica in qualche modo, come dire, utilizzata, no? Quindi sì, vabbè, ma non so in che condizioni igieniche possono essere le vongole là, tenendo conto che le vongole sono un mollusco che assorbe molto. Io non vorrei mangiarmi una pasta con queste vongole qua. Per lavarla, no? Insomma, con lancia a fuoco te lavi, altro che. Fabio, dai Fabio, mi veda Fabio. Fabio, fate una cultura Fabio, non ci ho pensato, qua si venivano delle foto strafaighe e si portavo il Sigma, te capì Italia? Aspetta che volevo vedere, aspetta che non sia Pantegani, permesso. Il discorso delle luci qua con la GoPro 8, no, ma non ci sono fasci di luce perché non c'è, diciamo, un'aria mossa e polverosa, quindi non si crea, no, hai capito quell'effetto dalla finestra? No, solo sto lombrico qua attaccato alla ragnatela. Molto buono. E tu? Qua si crea un qualcosa, no? Nessun effetto special, giriamoci, che devo controllare, vedi? No?
No, veramente è passato un ragazzo con un obiettivo da guerra, mi sento sfigato il mio adesso. Basta via qualcosa in mezzo alle gambe. Stiamo parlando dei luoghi inflazionati, tipo il lago di Braies, che adesso hanno messo una sorta di riduzione delle masse turistiche, no? E io però parlavo, perché io ce l'ho su un po' col lago di Braies, che è un lago bellissimo, no? Però mediaticamente parlando è ingigantito, strapompato, cioè abbiamo tante altre cose infinitamente più belle che nessuno menziona, e tutti con sto lago di Braies o il lago di Bled in Slovenia. Per carità, non è che faccia schifo assolutamente, però ragazzi non merita assolutamente tutta quella foga che gli si mette sotto. Occhio che c'è un cane in arrivo, anche perché di Braies, ripeto, che è un bellissimo lago, gira quelle foto dove prendono Legato. determinati scorci pesantemente, foto ritoccate, e allora oh no, il lago di Braies e tutto quanto, però no. No, aspetta, adesso ti becchi l'angolo culturale e le puntine del mondo. Allora, avevo detto, no, che non c'è fauna, perché ero venuto qua con l'obiettivo, doppio senso, no, con l'obiettivo di riprendere la fauna, e Marco cos'è che ci ha detto? Allora, credo che questo tipo di acqua qua sia un'acqua poco ossigenata, per cui il pesce non può stare in questo ecosistema qua, e non sta qua. Di conseguenza tutti gli uccelli predatori che prendono il pesce non ci possono rimanere neanche loro. Capito Fabio? Non ci sono uccelli. Niente? Ciao, vedi Italia, questa è una di quelle situazioni in cui avrei voluto tantissimo avere la mountain bike. Primo per fare sto sentierino, secondo per andare a fare i video ai cavalli, le pecore, le mucche, perché secondo me lì c'è un bel pezzo lungo da fare di sterrato. E come fai con lo skate? Perché non solo con lo skate arrivi in certi punti che dopo non puoi più percorrerli, ma te lo devi portare in braccio, cioè voglio dire, quanto sarà? 5 kg, 6 kg, adesso non lo so, forse anche un po' di più, però capisci, non è il massimo. Quindi io ho detto a loro, guarda, se volete andare a farvi il giretto dopo in bici, questo è il sentiero, diciamo quello carino, e dopo il resto su asfalto andiamo tutti assieme. Senti, allora, cosa sta facendo Marco là? Io pensavo che andavamo a mangiare proprio in laguna, adesso vediamo. Non andiamo in laguna? O c'è troppo vento? C'è troppo vento e non è bello. Non è bello? Cioè, siamo attaccati alla strada. Sì, hanno ragione, tiravento. Aspetta un attimo. Ah, è chiuso. Beh, forse la apriranno dopo. Dai, campane, miseria. Non lo so, aveva il suo fascino fare l'aperitivo qua. A me avrebbe ispirato. Italia, che dici? Vabbè, niente, dai, facciamo l'aperitivo sotto la torre, dai. No, ma dimmi che non era possibile fare un aperitivo normale senza 10 litri di vino. Ah, mi state rovinando, tutti disgraziati. Non ha detto che era poco di vino. Porca miseria. Nel dubbio non sapevo. Pensa si era tanto. Eccolo! Oh, baby, I'm